Noi siamo qui perché si stanno facendo delle conferenze di servizi importanti, a fine mese verrà presentato il progetto di bonifica. Quello che noi vogliamo è una bonifica vera, che da lì non esca più niente. La messa in sicurezza permanente significa che ci saranno dei controlli, dei problemi di gestione che saranno sempre a carico di queste aziende, e noi di queste aziende chiaramente non ci fidiamo. Per questo una rappresentanza silenziosa delle Mamme No Fas ha presidiato la sede ARPAB di Vicenza nel corso della discussione del progetto di bonifica della Miteni, formalmente avviato ma ancora fermo operativamente. Una pericolosa ferita ancora aperta nel cuore del Vicentino che sta ancora inquinando. Il percorso dell'effettivo risanamento ambientale è ancora irto di ostacoli. Verrà presentato questo progetto di bonifica, per cui noi vogliamo seguire passo a passo, come abbiamo fatto quel processo, tutto l'iter per la bonifica, e come abbiamo fatto quel processo saremo presenti ad ogni conferenza dei servizi per fare e portare il nostro contributo. Qui si parla del futuro dei nostri figli e di tutta la comunità. Una delegazione è stata accolta e ascoltata nel corso della riunione. Le Mamme No Fas intendono dare sostegno alle istituzioni nel chiedere la bonifica, ma esprimono anche un forte timore. Noi abbiamo paura che vengano fatte delle scelte che non possano essere durature e significative nel tempo. Noi vogliamo la risoluzione del problema definitiva, per cui dovranno decidere di fare degli interventi dove queste aziende non potranno più avere voce in capitolo, perché non possiamo lasciare una gestione nel futuro agli inquinatori.